Ha fatto pagare 4 euro la stampa del Green Pass a un cliente ed è scoppiata la bufera. Protagonista una farmacista di Montegrotto Terme. L'intestatario del certificato Covid-free ha postato lo scontrino sui social denunciando il fatto perché le informazioni generali dicono che le farmacie dovrebbero stamparlo gratuitamente. La farmacista si è scusata, ma si è detta esasperata per il continuo via vai di persone e perché la farmacia negli ultimi tempi, proprio a causa delle nuove direttive sul Green Pass, si sarebbe trasformata in una copisteria. La titolare ha anche spiegato che è stato chiesto un contributo a chi avrebbe potuto stampare il Green Pass da solo e non, per esempio, agli anziani. Comunque non li stamperemo più, ha detto la farmacista. Sui fatti è intervenuto anche l'ordine professionale che ha redarguito la collega. Il presidente dell'ordine, Giovanni Cirilli, ricorda che resta il problema della gratuità della stampa, un costo vivo che a oggi è unicamente sulle spalle dei farmacisti. Quello di Montegrotto non sarebbe l'unico caso di Green Pass a pagamento. Casi simili si sarebbero verificati anche ad Asiago, Firenze, Napoli e Roma, con tariffe che vanno dall'1,50 € ai 4 euro.